emendamento del Ministero delle Infrastrutture nella legge sblocca cantieri crea la figura del commissario per concludere e collaudare l'opera. 100 milioni di euro l'anno per la manutenzione, si pensa ad una tassa di scopo sui turisti anche giornalieri. L'ira del governatore Zaia, il Mose è un'opera nazionale, si vogliono scaricare i costi su una regione tax free, non se ne parla nemmeno, mi adopererò perché l'emendamento non venga approvato. I casi di tangenti di questi giorni dimostrano che le regioni sono corrotte, l'autonomia va bloccata, il posto del deputato 5 Stelle Gallo scatena la bufera e pentastellati veneti, parla a titolo personale. Bloccata da 2 individui mentre tornava da scuola e violentata in pieno giorno, incubo per una minorenne a Bolzano, 2 persone bloccate e rilasciate, gli inquirenti cercano testimoni. Omicidio di Isabella 90 dal carcere, Freddy Sorgato scrive una lettera nella quale afferma che la donna è viva e nascosta da qualche parte, il fratello di Isabella, basta fango su mia sorella. Salvini affoga, apriamo i porti, la scritta apparsa su un muro ieri a Santa Marta a Venezia, la denuncia del carroccio veneziano. Verso la Dunata Nazionale degli Alpini a Milano, anche le penne nere di Vittorio Veneto e il reparto Salmerie pronti a partire nel nome di Iroso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura la storia infinita del Mose, sarà nominato un commissario straordinario per collaudare e avviare l'opera, l'ha deciso il Ministero delle Infrastrutture. Nel decreto sblocca cantieri puntiamo a venire in soccorso della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna. Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture in una nota, precisando che in Parlamento è stato presentato un emendamento articolato che prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda alle fasi di completamento, collaudo e avviamento del Mose. Il commissario assume le funzioni di stazione appaltante e opererà in raccordo con la struttura del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Veneto, Trentino e Friuli. L'organismo subentrato dopo l'abolizione del magistrato alle acque. La dotazione finanziaria per la struttura commissariale verrà anche attraverso l'introduzione di un'apposita imposta di scopo. Il testo dell'emendamento prevede che la nomina del commissario avvenga entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del MIT ed intesa con gli enti interessati. È prevista anche la costituzione di un'apposita struttura pubblica con partecipazione e capitale sociale di MEF, MIT, MIBAC, Regione, Città Metropolitana Comune e Autorità Portuale di Venezia, che dovrà coordinare l'esecuzione e l'affidamento delle attività di gestione e manutenzione del sistema. Ci saranno novità anche per la salvaguardia della laguna. L'emendamento prevede lo sblocco di 265 milioni di euro fino al 2024 per le opere di salvaguardia della laguna. In particolare 25 milioni riguardano il 2018, mentre 40 si prevedono per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il costo per la gestione e la manutenzione del Mose è stimato in circa 100 milioni di euro l'anno. L'esigenza di sbloccare i cantieri dell'opera giunti al 94% e per cui sono già stati spesi oltre 6 miliardi di risorse pubbliche non è più rinviabile, scrive il deputato PD Pellicani. Un altro commissario arriverà mai? Non è pensabile, continua a sperare di governare Venezia a colpi di decreti. E a stretto giro arriva la replica del governatore Zaia che boccia senza appello la decisione del Ministero. Non sono d'accordo su una riga di quell'emendamento e mi adopererò perché non venga approvato, scrive Zaia. Il Mose è un'opera nazionale, se ne deve occupare il governo. Lo dissi in tempi non sospetti che non avrei accettato da nessun governo di nessun colore di dover tirare fuori soldi per un'opera che più nazionale di così non si può. Dissi anche, qualcuno rise, che sarebbero serviti 100 milioni l'anno per la sola manutenzione. Ecco, il nodo è venuto al pettine, ma nessuno pensi che a scioglierlo siano le tasche del Veneto e dei veneti. E conclude Zaia, si vogliono scaricare i costi su una regione tax free che non applica nessuna addizionale regionale ai suoi cittadini, lasciando nelle loro tasche 1 miliardo e 170 milioni l'anno e addirittura, conclude Zaia, ci si vorrebbe designare come esattori di una tassa, non se ne parla nemmeno. E nuove tensioni tra Lega e Movimento 5 Stelle sul tema dell'autonomia delle regioni. Questa volta ad accendere le polemiche è il post di un deputato pentastellato.
C'è troppa corruzione nelle regioni, è necessario sospendere le autonomie. Difficile immaginare un'uscita che su questo tema potesse aumentare la tensione nel governo più di quella postata su Facebook dal deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Nato a Prato ma residente a Torre del Greco, Gallo è anche presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Le inchieste che hanno riguardato diverse regioni italiane, ha scritto, rappresentano un monito grande come un grattacielo a chi vuole consegnare più autonomia alle regioni, più soldi e più poteri verso chi, lo dicono tutte le inchieste, è più vulnerabile alle pressioni di affaristi, di mafie e di criminalità. In un momento cruciale nell'iter di approvazione dell'autonomia del Veneto, il posto di Gallo è rimbalzato da Roma a Venezia, scatenando le reazioni dei consiglieri regionali. Durissimo il capogruppo della Lega, Nicola Finco. A mio parere che il Movimento 5 Stelle rappresenta un vero e proprio movimento di parassiti, di persone che vogliono mantenere il potere a livello centrale, vogliono mantenere determinati sistemi tipo quello di Roma Capitale che fa acqua da tutte le parti e vogliono bloccare chi invece ha in mente lo sviluppo del territorio e la crescita come noi qui in Veneto ma anche in altre regioni del nord Italia. Non si scompone il pentastellato Jacopo Berti, Gallo parla a titolo personale. Esprime una sua opinione personale che personalmente non condivido assolutamente per il semplice motivo che quando milioni di veneti si esprimono la democrazia diretta è uno dei nostri pilastri, chiede che venga fatto quello che i cittadini hanno chiesto. La vera questione, aggiunge Berti, non è la questione autonomia, ma quella che una volta si chiamava questione morale. Se vogliamo dire che lo strumento dell'autonomia rende tutti onesti, vuol dire che allora in Sicilia sono i più onesti del mondo, visto che hanno l'autonomia più spinta. Il tema invece è un tema di rispetto delle regole e di legalità, fortissimo bisogno ne abbiamo anche qui in Veneto dopo i casi del Mose e del crack delle banche venete. Chi osserva da fuori il dibattito tra Lega e 5 Stelle, come il Partito Democratico, non ha dubbi riguardo a questo dibattito. Il Trentino ha l'autonomia da 40 anni e non c'è nessun legame con la corruzione. Ci sono regioni del sud che non ce l'hanno, l'autonomia, e c'è la corruzione. Non c'è nessun legame tra autonomia regionale e corruzione. Ci sono tante chiacchiere per non andare a un confronto vero su quella che è l'architettura dello Stato e su quelle che possono essere le competenze che vengono gestite dalle singole regioni. Salvini affoga, apriamo i porti. La scritta comparsa su un muro ieri a Venezia viene denunciata oggi in una nota da Alex Bazzaro, deputato veneziano della Lega. Le scritte sono apparse nelle vicinanze di San Nicolò dei Mendicoli a Santa Marta. La Lega veneziana non solo condanna nuovamente attacchi di questo genere, commenta Bazzaro, ma si stringe attorno al vicepresidente e leader Matteo Salvini, preso ancora di mira da chi ignora completamente il senso della democrazia e della sana dialettica politica. Il nostro movimento ovviamente non arretra di 1 millimetro, ma la misura è colma. È arrivato il momento, conclude Bazzaro, di mettere la parola fine a questi attacchi intimidatori. La cronaca adesso, una minorenne è stata bloccata da 2 individui e stuprata. È avvenuto a Bolzano lungo il fiume in pieno giorno. Stava tornando a casa da scuola in sella alla sua bicicletta. Arrivata vicino al fiume nei pressi dello stadio Druso e lungo una pista ciclabile, la sedicenne è stata prima insultata da 2 individui, poi bloccata. L'hanno presa a forza e spinta in mezzo alla vegetazione in pieno giorno. Poi l'hanno stuprata entrambi e lasciata semi-incosciente. Quando la ragazzina si è ripresa è riuscita a trascinarsi sul sentiero, dove è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine. La vittima di Bolzano è stata portata in ospedale ed è supportata dalla psicologa della questura. È riuscita a raccontare quanto le è accaduto. La polizia avrebbe già qualche traccia. Gli uomini della squadra mobile hanno infatti analizzato gli abiti della ragazza per cercare tracce biologiche degli aggressori. Nelle ultime ore sarebbero stati fermati 2 ventenni di origine nigeriana, ma subito rilasciati. Gli investigatori non avrebbero trovato riscontro in merito al loro coinvolgimento e caccia ai 2 stupratori. Nuovi retroscena sull'omicidio di Isabella 90 dal carcere. Freddy Sorgato scrive una lettera dove dice che la donna è viva e nascosta da qualche parte. Per lui intanto nuova indagine per furti di gasolio. Dalla sua cella del carcere Due Palazzi, dove è rinchiuso dal febbraio del 2016, Freddy Sorgato ha scritto una lettera al quotidiano Il Gazzettino, dove si professa innocente e vittima della giustizia. 2 pagine in cui dice che Isabella 90 non è stata uccisa nella sua villa e che la donna è sparita per sua volontà a causa dei tanti debiti contratti dalla sua famiglia. Lui dice questo, afferma questo, no.
non avevamo grossi problemi neanche prima e non è scappata mia sorella è stata uccisa, l'ha ammesso e adesso sta ritrattando quello che ha ammesso in precedenza. È folle. Dunque per Fred Isabella è ancora viva, nascosta da qualche parte, e la confessione della tabaccaia, ex complice Manuela Cacco, che lo accusa insieme alla sorella Deborah dell'omicidio, non sono attendibili, visto che in passato la donna era stata denunciata per stalking e simulazione di reato. Il ballerino camionista inoltre si dissocia dalle 2 pistole e dai 124.000 euro trovati nella casa dell'ex carabiniere, compagno della sorella Deborah. Nella lettera non emerge nessun pentimento, anzi si professa vittima della giustizia. Insomma, per la famiglia della segretaria di Albignasego ancora un duro colpo da digerire, e le speranze di poter ritrovare il corpo della loro cara si affievoliscono sempre di più. Mi sembra stia rasentando la follia ormai. Questa lettera non giova né a lui e tantomeno a noi, specialmente a una mamma che aspetta risposte ben diverse. E secondo me se avesse mandato una lettera con le scuse, con la verità, avrebbe fatto del bene a noi e avrebbe fatto del bene anche a se stesso, perché penso che un giudice di sorveglianza possa tenere in considerazione un sincero pentimento. Mia madre sta soffrendo e queste cose qua sono delle pugnalate ulteriori che sta dando. Nel frattempo, mentre in carcere sta scontando la condanna a 30 anni per l'omicidio e l'occultamento di cadaveri di Isabella Noventa, emergono nuove accuse per Freddy Sorgato. Il camionista ballerino è nuovamente indagato. Secondo un'informativa del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova, avrebbe rubato gasolio ai suoi clienti abituali per poi rivenderlo in nero. Tarava in modo impreciso il macchinario per sversare il gasolio, riuscendo così a sottrarne una parte che rivendeva poi a clienti fidati, un sistema che durava da decenni. In questo modo Sorgato riuscì a comprarsi la villetta di Noventa padovana, costata 230.000 euro e pagata in tranche da 25 a 30.000 euro al mese, in tagli da 50 a 10 euro. È morto Jimmy Lionello, 41 anni, il ciclista originario di Adria nel Rodigino, rimasto coinvolto oggi a mezzogiorno in un grave incidente mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa mentre percorreva la statale 16 a Stanghelle in provincia di Padova. L'uomo stava andando a trovare la fidanzata a Solesino, c'è stato uno scontro con un'auto, l'uomo ha sbattuto violentemente la testa a terra, dopo 20 minuti di rianimazione il suo era trasportato all'ospedale dove è morto poco dopo. Il caso adesso delle 2 ragazzine nel Trevigiano che hanno ingerito antidepressivi, sfiorando la morte. Riporta in primo piano il tema del disagio e delle crisi adolescenziali. Nella Marca è un vero e proprio allarme, il numero di tentati suicidi e suicidi è tra i più alti in Italia. Le crisi adolescenziali sono sempre più gravi e soprattutto sono tantissimi i giovani costretti a ricorrere al sostegno dei servizi dei distretti sanitari dell'ULSS 2, un fenomeno che preoccupa non poco. La fascia adolescenziale sulla provincia di Treviso è una fascia che ci preoccupa, i tentati suicidi e suicidi sono ai primi posti a livello nazionale, i nostri giovani sembrano, alcuni di loro, quelli più fragili, sembrano mostrare proprio segni di un disagio. Sono le ragazze, vista la maggiore sensibilità, ad essere più esposte a crisi esistenziali rispetto ai maschi. L'età più critica va dall'ultimo anno delle medie alle prime classi delle superiori, numerosi casi seguiti dai servizi. Casi gravi, casi in cui gli adolescenti manifestano diversi tipi di disagio, abbiamo pieni servizi. La collaborazione con le scuole ci porta a un invio quasi quotidiano di ragazzi e ragazze che non a questo livello ma presentano delle situazioni di crisi. L'ultimo caso grave è accaduto a Castelfranco ieri pomeriggio con le 2 ragazzine di 17 e 16 anni trovate a terra incoscienti dal padre della più grande. Le minorenni avevano ingerito massicce dosi di antidepressivi. Quando il genitore è entrato in casa ha trovato le adolescenti prive di sensi. Immediatamente ha chiamato i soccorsi. Le 2 ragazzine sono state portate in ospedale. Dopo la lavanda gastrica sono state portate in rianimazione. Le loro condizioni fisiche starebbero migliorando.
Stanno facendo le cure appropriate a questo tipo di problema che si è presentato e nel giro di qualche settimana appronteremo un programma riabilitativo, insomma territoriale, facendo tutto il lavoro con le famiglie, con tutti i nodi della rete territoriale. Solo quando staranno meglio verranno ascoltate dai carabinieri. Non hanno lasciato nessun messaggio, nessun biglietto per spiegare questo drammatico gesto. Bisogna saper ascoltare i figli, spiega Borsellino. Piuttosto che mettersi in posizione giudicante, di giudizio, accostarsi a loro e cercare di capire col loro linguaggio cosa stanno cercando di comunicarci. Fra i progetti portati avanti dai servizi ci saranno corsi di formazione sulla genitorialità e soprattutto aumentare i livelli di collaborazione con la scuola. Dopo l'ennesimo assalto ad uno sportello delle poste nel Padovano, i carabinieri di Piave di Sacco sono riusciti a fermare 2 pericolosi banditi. L'esplosione è potente, la cassaforte però resiste e i malviventi sono costretti alla fuga. Questa volta però sulla loro strada hanno incrociato i carabinieri. La cronaca dell'ennesimo colpo ad uno sportello si è conclusa con l'arresto di 2 pericolosi pregiudicati dopo un inseguimento a folle velocità lungo le strade della Bassa Padovana. In manette sono finiti Glodinoro Maior, 36enne di Brugine, e Manuel Bonora, 47enne di Conselve. I 2 avevano tentato di scappare a piedi e stavano raggiungendo il campo nomadi di Brugine, dove uno dei 2 vive con la famiglia. Solo pochi minuti prima avevano tentato di far saltare in aria il postamat di Maserà. La cassaforte però aveva resistito alla carica esplosiva e i 2 banditi a bordo di una potente Volvo stavano cercando di scappare. La capacità di questi pregiudicati è quella di andare in velocità, fare il colpo e assicurarsi poi quella che è la fuga in un posto dove vengono recuperati e riportati al normale vivere. Durante l'inseguimento a 220 km/h un carabiniere è rimasto ferito dopo essersi schiantato contro il guardrail. Le pattuglie però arrivate da Piave di Sacco hanno intercettato i malviventi che, braccati, hanno abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi. I militari hanno sequestrato tutti gli arnesi del mestiere, compresa una leva fatta su misura per tenere sollevate le feritoie dei bancomat. Alle mie spalle questa leva, si tratta di un arnese di fattura artigianale che serve per inserire all'interno dei dispositivi bancomat quello che è poi la scatola con l'esplosivo all'interno e procedere poi alla deflagrazione di tutto lo sportello. Le indagini ora proseguono per individuare il terzo complice della banda. I 2 arrestati potrebbero essere gli autori di altri assalti avvenuti in tutta la provincia. Da inizio anno nel Padovano sono stati ben 19 i bancomat e i postamat fatti saltare e svaligiati. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta con la politica, non è più il momento di dare la colpa ai governi precedenti, così Luca Saccone, candidato per Europa Verde alle prossime elezioni del 26 maggio, ospite ieri sera di 20:10, che aggiunge ci vuole un'inversione ecologica dell'economia. Il governo appunto sta lavorando da quasi un anno, quindi credo che sia il momento di non dare più la colpa ai governi precedenti, ma guardare un attimino anche agli effetti, ai primissimi effetti che stanno avendo appunto le riforme di questo governo. A mio avviso per l'Europa si dovrebbe puntare a investimenti diversi, investimenti in un'economia più green, investimenti in un'occupazione di un certo tipo di qualità, perché noi sappiamo che una conversione ecologica dell'economia può veramente portare moltissimi posti di lavoro, non lo diciamo solo noi Verdi, lo dicono esperti appunto del settore, quindi secondo me non si stanno facendo i dovuti passi sia a livello di governo sia a livello di campagna elettorale. Continuiamo a parlare di elezioni europee, presente alla tornata elettorale del 26 maggio anche il partito Pirata, in lista il fondatore della community online TNT Village, Luigi Di Liberto.
Accesso libero alla conoscenza, lotta alle fake news, maggior sicurezza dei dati che circolano su internet, più trasparenza negli enti pubblici amministrativi a tutti i livelli. Su questi ma anche altri principi si basa la filosofia politica del Partito Pirata, realtà nata nel 2006 su ispirazione del partito svedese, candidata alle elezioni europee. E uno dei nomi in lista nella circoscrizione nord-est, Luigi Di Liberto, fondatore della community online TNT Village, spazio virtuale al centro di una storia controversa tra il fondatore e il mondo dell'editoria, si presenta ai microfoni dell'agenzia Vista, parlando proprio del suo caso, uno dei motivi che lo ha spinto a far valere gli ideali dello scambio etico sul web. Io sono un darigale di carabinieri di Ventura, il partito Ridade appoggia questa battaglia in cui sono accusato per alcuni articoli in cui rischio anche 4 anni di carcere, però lo scambio etico continua l'attività perché TNT continua a essere sia il Baggio o altro dominio. Vedremo cosa diranno i giganti che vuole fare questo processo e vedremo per il giudice che decide. Di Liberto parla anche dell'ipotesi di vedere un loro esponente all'Europarlamento. Se ci saranno alcuni eletti a Belgio ci sarà un nucleo per fare uno Stato Unito d'Europa. Sarà un'idea, sarà un sogno, però ci proviamo. Cambiamo argomento, si avvicina la Giornata nazionale degli alpini a Milano, le penne nere di Vittorio Veneto e il reparto Salmerie pronti a partire. Pronti perché Milano è un grande evento, Milano è la città dove sono nati gli alpini. Il conto alla rovescia è iniziato, ultimi preparativi a Vittorio Veneto prima della partenza per Milano. Alcune penne nere raggiungeranno la Lombardia già domani, mentre il reparto Salmerie con 4 muli venerdì alle 8 lasceranno la Marca. Ma prima di arrivare a Milano facciamo tappa a Cassano d'Ada, che è la patria di Perucchetti, del generale Perucchetti, fondatore delle truppe alpine, dove lì ci sono i suoi resti e quindi renderemo omaggio alla sua tomba. E poi proseguiremo per Pessano con Bornago, che è una cittadina di 15.000 abitanti a una dozzina di chilometri da Cassano d'Ada, sulla direttrice verso Milano, e lì ci ospiterà il gruppo locale. Quando siamo in questo paese che ci ospita facciamo anche una sfilatina lì insieme a tutti gli alpini che sono lì della zona. Dunque sabato mattina con la sfilata a Pessago con Bornago, in ricordo dei caduti, ci sarà la prima occasione per vedere il reparto Salmerie. Le penne nere e i muli raggiungeranno poi la caserma Montello a Milano destinata al reparto. Il giorno dopo l'emozione del grande sfilamento. Alle 11 attesa la partenza della sezione vittoriese delle Salmerie, che auspicano un'accoglienza calorosa da parte dei milanesi. Il reparto Salmerie con il muro è sempre stato applaudito ogni minuto che passava, e dopo il muro è un'altra cosa da sfilare. Comunque dai, speriamo in bene, speriamo che ci sia il calore di Milano, come sempre anche per gli alpini. E come sempre Antenna 3 seguirà in diretta l'evento più importante della 3 giorni di festa alpina, lo sfilamento delle penne nere. L'appuntamento è per domenica 12 maggio a partire dalle 9, naturalmente su Antenna 3, un appuntamento da non perdere. Come da non perdere la puntata di 20 e 10 di questa sera, parleremo di elezioni europee insieme a Sergio Berlato di Fratelli d'Italia Conservatori e Riformisti e Federico Pizzarotti di Più Europa, Italia in Comune. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia nella giornata di giovedì 9 maggio, il tempo risulterà dunque in lento miglioramento.
Nel dettaglio sul Veneto al mattino avremo ancora qualche pioggia sparsa ma piuttosto frequente un po' dappertutto. Col passare delle ore sarà via via più asciutto e anche con qualche schiarita più soleggiata. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. E condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, ma entro la serata migliorerà con fenomeni in cessazione ovunque. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo qualche piovasco al mattino, poi dal pomeriggio sarà via via più asciutto e anche soleggiato, specie sui settori settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sui 18 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.